Io non posso dire al cittadino, te, com'è Tasi? Tasi e paga, mi ha detto Zai anche un'altra cosa che però non posso dire in pubblico, Tasi e poi io ho 5 anni di tempo per stare a controllare tutto quello che hai fatto e se al quarto anno, 11° mese, 27° giorno, zac, scopro che hai sbagliato, ti mando sotto le sembianze di un mostro l'accertamento. E se molti di voi hanno votato per noi, magari per la prima volta, non lo hanno fatto perché hanno pensato di mamma mia come sono bravi questi. Sono consapevoli che se l'avete fatto con il sentimento di chi dice proviamo anche questa, è proprio l'ultima spiaggia. Siccome sono consapevole di questo e non mi prendo in giro e non mi monto la testa, vi voglio dire che quel 40,8% noi lo prendiamo, lo investiamo. Tra l'altro, per chi vuole reinvestire in azienda, la Guidia con Padoan ha preparato un paio di normette non male, guardate il decreto legge appena esce. Noi quel 40,8% non lo portiamo a casa, lo reinvestiamo immediatamente, come fanno gli imprenditori capaci, bravi, che hanno voglia di scommettere sul futuro. E reinvestendolo ci giochiamo tutto, faccia e tutto il resto, in un progetto di riforme che renda la burocrazia una cosa normale, il fisco una cosa semplice, le infrastrutture una cosa veloce, la giustizia una cosa degna di questo nome e, se mi permettete, l'Italia un paese più bello di come noi lo raccontiamo.